Nuova puntata di Panorama Sardo, parliamo di economia, lo facciamo negli uffici della CNA, la Confederazione Nazionale Artigiani, con il segretario regionale Francesco Porcu. Come tutti gli anni, in avvio d'anno parliamo di quello che è stato l'anno passato, cerchiamo di tracciare un bilancio del 2024 e soprattutto di vedere quali sono le previsioni per un 2025 che nasce con una grande novità a livello internazionale come l'avvento del presidente Trump, che dovrebbe cambiare molte cose anche sotto il profilo economico. Partiamo dal 2024, Porco. 2024 in chiaroscuro, nel senso che si stima che l'economia regionale crescerà di circa dello 0,4-0,5%. Abbiamo avuto alcuni settori che sono riusciti tutto sommato, per esempio il settore delle costruzioni e tutta la filiera del turismo hanno avuto un andamento positivo. Ve ne sono altri che invece hanno manifestato difficoltà crescenti, il settore dei trasporti, la manifattura, il commercio. Siamo in una condizione non solo a livello regionale ma soprattutto nazionale di arretramento del sistema economico. Entriamo nel 2025 con tutta una serie di gravami e di ipoteche che lo scorso anno hanno indotto sul sistema economico. Siamo di fronte a un quadro davvero molto complesso e il 2025 non nasce certo sotto i migliori auspici. Lei ha sottolineato, parlando del 2024, la resilienza del settore delle costruzioni, eppure doveva andare tutto malissimo con il blocco del superbonus. Che cosa è successo? No, c'è stato intanto un effetto di trascinamento molto importante, nel senso che un processo come quello del superbonus non si può interrompere di colpo, e poi soprattutto il settore delle costruzioni beneficia da un punto di vista infrastrutturale di risorse importanti che dovranno essere spese, che verranno spese anche nei prossimi anni. Sono risorse che non sono certo in grado di poter equilibrare la spinta molto forte del sistema degli incentivi a cui lui faceva riferimento, però ci attendiamo una condizione, come dire, di stabilizzazione, quindi al netto di fatti improvvisi la filiera delle costruzioni per i prossimi anni sarà uno dei settori che è interessato da una mole di investimenti che manterranno comunque a galla un sistema, e non sono previsti, almeno dalle stime che noi facciamo, dei contraccolpi pesanti. Voi nei vostri report avete sottolineato che oltre il 70% delle costruzioni in Sardegna devono essere adeguate sotto il profilo energetico. Sì, siamo di fronte a uno scenario che impone ovviamente i processi di decarbonizzazione. Abbiamo la direttiva europea che comunque entra in vigore e che prevede che il legislatore nazionale definisca un piano che fissi come obiettivo da qui al 2050 un processo dove gli edifici dovranno essere, da un punto di vista energetico e delle emissioni, a costo zero. Questa condizione presuppone che si metta in moto un processo con tutta una serie di strumenti di supporto, perché siamo di fronte alla necessità di avviare un processo di qualificazione del settore che consenta appunto al sistema delle imprese di poter affrontare una sfida che peraltro è davvero molto impegnativa. Segretario Porcu, le faccio la stessa domanda che 2 settimane fa ho fatto a Pierluigi Ledda, segretario generale della CISL. Fino a che punto voi del mondo dell'economia siete preoccupati per il problema decadenza che è diventato clamorosamente ribalta nazionale dal 3 di gennaio? C'è un elemento di preoccupazione molto forte, perché la condizione nella quale ovviamente si trovano gli organi tutti, a partire dal governo regionale ma lo stesso Consiglio regionale, tutta questa condizione provoca una sorta, come dire, di stasi e di paralisi. Sono attesi provvedimenti importanti ed è inevitabile che quanto sta accadendo ha prodotto un rallentamento. Manca ancora, non è stata approvata
manovra di bilancio, quindi per l'anno in corso. Sono attesi provvedimenti di programmazione economica che sono decisivi, piano regionale di sviluppo, ma insieme a questo atti che sono veramente importanti, parliamo del piano energetico, del piano dei trasporti e a seguire tutta una serie ovviamente di provvedimenti che sono necessari per poter poi utilizzare e spendere anche in maniera proficua le tante risorse, quelle del PNRR ma anche dei fondi strutturali. Quindi noi ci auguriamo che questa situazione possa diradarsi e risolversi nei tempi più veloci, perché bisogna rimettere in moto la macchina legislativa e dar corso ai procedimenti, utilizzare e allocare bene le risorse che abbiamo. Serve ovviamente dar corso da un punto di vista degli obiettivi una serie di strumenti che ovviamente riguardano il contesto. La sfida più grande è quella di migliorare appunto l'ambiente nel quale poter fare impresa e quindi la cornice su cui bisogna costruire questi provvedimenti riguardano quegli elementi